Euroregione News. Sacrario di Codroipo. È stato inaugurato un nuovo monumento che il sindaco di Codroipo Fabio Marchetti ha voluto realizzare per riunire i resti dei caduti durante le guerre mondiali. Grazie all'intervento di Gino Fabello è stato realizzato un sacrario per dare una giusta sistemazione che consenta di mantenere la memoria, riunendo nel cimitero di Codroipo tutti i deceduti che per questioni logistiche e geografiche provenivano da diversi camposanti nei comuni di Codroipo e Varmo. E oggi abbiamo svolto la cerimonia religiosa con la deposizione della corona d'alloro in ricordo dei caduti non solo in questo territorio ma di tutte le guerre, e ovviamente il pensiero è rivolto alle persone che in questo momento stanno difendendo la nostra pace in Italia, fuori dai nostri confini, perché la situazione internazionale come ci ha ricordato il Santo Padre, è una situazione di estrema crisi, una situazione di guerra. Oggi in effetti l'Occidente è in guerra e noi con questo atto simbolico abbiamo ricordato tutti quelli che, indossando una divisa ma anche come civili, hanno difeso la nostra pace garantendoci democrazia e libertà, che sono i valori fondanti della nostra Repubblica, la nostra Costituzione. Dal Medio Friuli per Euroregione News, Marco Mascioli. I nostri servizi sono disponibili su internet all'indirizzo www.euroregionenews.eu.